Inizio io? Ah, inizio io. Inizio a raccontare che cos'è per me la banda, o meglio, il primo ricordo della banda che per me è un ricordo come fosse ieri, il primo giorno in cui sono entrato nella sala prove della banda. A casa avevo una tromba, perché mio fratello più grande di me la suonava e poi aveva lasciato, perché lui era andato in seminario, e mio papà, che faceva il pastore, non aveva grandi disponibilità economiche, per cui i miei genitori avevano ben pensato di mettere questa tromba nella parte alta della libreria, affinché io, bambino, non potessi toccarla. E siccome la tromba era vecchia, era un vecchio strumento comprato probabilmente di seconda, terza mano, chissà da qua, da chi in paese, perdeva tanto olio dei pistoni. E quindi questo velluto rosso era intriso dell'olio dei pistoni che aveva un odore acre, anche molto bello, eccitante per certi versi. Quando oggi qualcuno mi chiede che cos'è la musica per me, io ho un'unica risposta. La musica è l'odore dei pistoni della tromba. Ho iniziato quasi per gioco, un po' come tutti. Poi ti appassioni, cerchi di capirne un po' tutte le particolarità della musica, e, insomma, inizi a prendere in mano gli spartiti, capire come funziona un po' il meccanismo dell'armonia, eccetera. E se ci entri dentro ed è molto interessante perché ci sono sempre cose nuove. Impari ogni giorno, hai qualcosa da imparare. Sono Luca, sono il barbiere di Berchidda, suono nella banda dal 2013, da Pasqua del 2013, è proprio l'anno del centenario quando la banda ha compiuto 100 anni. Una volta entrato nella banda, grazie soprattutto alle persone grandi, agli anziani che io già conoscevo nell'ambito mio lavorativo, mi hanno fatto scoprire appunto l'ambiente della banda, l'ambiente di tutto il paese, di tutta la società del paese. La spensieratezza di stare tutti insieme, dopo le prove bere un bicchiere di vino tutti insieme, fare una cena ogni tanto. Questo unisce le persone. La banda è uno straordinario strumento collettivo che dunque è capace di mettere insieme non solo tutti noi, ma di permettere poi ad ognuno di noi di essere da una parte protagonista e dall'altra di essere capace di ascoltare quello che sta accadendo dietro di te. E questa è una lezione secondo me molto molto importante che nella banda diventa preziosa perché significa rispetto, ascolto, solidarietà,
tesa di mano nei confronti di quello che ha più bisogno, di quello più inesperto. E in un piccolo luogo come può essere il mio paese, che è un paese di poco meno di 3.000 abitanti, credo che sia una architettura sociale, oserei dire un esperimento di architettura sociale assolutamente straordinario. Devi cercare il modo di far funzionare un brano in base agli elementi che hai a disposizione. E quindi succede questo, succede che prendi in mano lo spartito, inizi a buttare giù 2 note e vedi un po' di scriverle in base appunto agli elementi che hai. Ti insegna anche un po' a concentrarti, a togliere quello che tu hai dentro, estrapolare proprio quello che tu hai dentro. Ed è molto intimo e non è facile, però una volta che riesci a farlo è bellissimo, è fantastico perché è come che, non so, ti stai mettendo a nudo davanti a un pubblico, attacchi ed è tutto bello, perfetto. Quando passava la banda in paese, io in pigiama uscivo, non potevo stare fermo, mi intrufolavo in mezzo alla banda fino a quando il maestro, un giorno, dopo avermi visto 1000 volte, mi ha detto: ma perché non vieni da noi per imparare la musica? E io sono tornato a casa e ho detto: mamma, il maestro Tibustiano Biga mi ha detto se posso andare a studiare. E allora mia madre mi ha dato la tromba. E io con questa piccolissima, avevo 8-9 anni, con questo strumento in mano ho attraversato il paese per andare nella sala prove e sono entrato in questa stanza che per me era come essere nella Carnegie Hall di New York. Paolo dava anche fastidio perché quando andavamo alle feste accompagnavamo le bandiere dall'obriere, lui si metteva a un angolo e smetti quel momento, ma è possibile? Paolo, adesso saranno un paio d'anni che non viene, altrimenti ogni anno il giorno di Pasqua, perché noi facciamo la processione, lui c'è sempre, è sempre stato, sempre. Paolo non ci ha mai lasciato a noi. Mi ricordo perfettamente, ho fatto la prima processione con la divisa della banda, avevo la mia divisa con i lustrini, con la lira attaccata qua e aver ricevuto quella divisa è stato un momento straordinario, non solo per me ma anche per i miei genitori, perché i miei genitori erano appassionati di musica. Lui si sente parte della banda, potrebbe anche farne a meno volendo, e però lui è un personaggio per questo motivo qua. E addirittura ha voluto la giacca della banda, lui ce l'ha a casa sua, c'ha la sua giacca, quindi quando è qua in paese che noi dobbiamo suonare, veste la giacca e suona con noi. Se lì vai a dare l'attacco, chiudi gli occhi dell'attacco, ti giri e c'è Paolo Fresu seduto sulla sedia e tu stai dirigendo Paolo Fresu, cioè Paolo Fresu fa parte del tuo ensemble. Se in un paese manca la banda, manca una voce capace di raccontare una comunità. E questo penso che sia molto molto importante. I paesi che hanno le bande sono dei paesi ricchi di emotività, ricchi di emozione, perché la banda ha un grande
bouquet di sonorità e dunque di sensazioni, di colori. La banda per me è proprio una grande famiglia che accoglie tutti, dal più piccolo al più grande, dal bambino di 6 anni al nonno di 90 anni, dove tutti i problemi si incontrano e si risolvono al suono della musica. Nella banda diventi l'amplificazione della poesia, l'amplificazione delle emozioni. Ognuno è diverso, ognuno sente la vita, un momento della propria vita in maniera diversa, un momento felice, un momento triste, un momento complicato. E quindi c'è da una parte, diciamo che la banda è una sorta di library, come si direbbe oggi, di emozioni diverse. È stato un colpo di fulmine quasi. È stato proprio il bambino che guarda le caramelle, diciamo, per me. Adesso, da più maturo, da più adulto, è diventata una delle scelte più importanti della mia vita alla fine, perché mi ha permesso di avere uno scopo nella vita, di avere delle strade da seguire. Mi ha permesso di trovare la mia strada, la mia passione. Io sono Alessia, sono in banda da quando ho 4 anni. Ho iniziato con delle lezioni di propedeutica per poi passare allo strumento e la mia scelta è stata subito la tromba. Quando i miei genitori andavano alle prove in banda, io andavo con loro e mi sedevo da una parte e ascoltavo le prove, la musica e mi sedevo sempre a fianco alle trombe. Da lì ho preso la mia decisione di scegliere questo strumento. Io sono Sofia, sua sorella, e anche io suono la tromba. E ho scelto questo strumento perché ho preso ispirazione da mia sorella, perché sentendola suonare già da quando ero piccola mi piaceva tanto, però il mio primo strumento non è proprio stato la tromba, ma le maracas, perché facendo le processioni quando ero piccola, anche per fare numero. Perché non c'era? Perché tutta la famiglia era in banda. Eh sì, ma anche per fare... Non ti lasciava. Per me la musica era condividere, era suonare con gli altri, era una grande festa. Non vedevo l'ora di andare lì, suonare 4 note, magari male, ma suonare con gli altri. Era bellissimo. All'inizio quella processione in cui sentivo quello dietro di me che suonava diverso da me è stato illuminante. E quindi quando tornavo a casa prendevo da solo lo strumento, mi mettevo nella mia stanzetta, che era sempre quella, mi mettevo nella mia stanzetta e cercavo di suonare la tromba da solo, nuda, lo strumento nudo, che non aveva più a che fare con quella idea di comunità. Non provavo nessun piacere. Allora, noi adesso stiamo vivendo un periodo di boom nella banda perché ci sono tantissime iscrizioni di bambini più piccoli, di bambini, di persone che hanno voglia di imparare uno strumento. Sicuramente qualche genitore, ad esempio, dice lo iscrivo in banda perché è un gruppo di persone abbastanza variegato in cui il bambino è molto timido e quindi magari in banda potrebbe riuscire
a sbloccarsi e ad avere un percorso più lineare nei confronti degli altri, l'approccio con le persone. Sì, per quanto riguarda questo, la banda è un ambiente molto positivo. Penso che abbia cambiato il mio modo di affrontare tante cose. È anche una piccola cosa, esibirmi da sola, davanti a tanta gente. Magari anche se sono persone che conosco, nel momento ti senti in difficoltà. Eppure sono cose che ho affrontato da quando ero piccola. E sono cose che ti aiutano nella vita in generale. Questa storia nasce nel 1929, quando in questo paese, a Nurri, arriva un sacerdote, un giovane sacerdote, 29 anni, Serafino Cus. E lui ha subito un'intuizione, creare una banda musicale. Perché la musica? Aveva nel cuore il gusto della bellezza, il gusto dell'educazione. Suonare uno strumento musicale significa darsi una regola di vita. Significa impegnarsi. Oggi io sono contento di questa banda musicale perché fa un'opera educativa grandissima, riscoprire l'incontro dell'altro. E la musica provoca anche questo. La musica che richiama tante persone e mette insieme, a parte delle generazioni completamente diverse. Oggi tutti si lamentano dello scambio e della differenza generazionale. E lì vedi il bambino, vedi il ragazzo, vedi l'adulto, suonare insieme. La banda è un luogo di accoglienza, è un luogo di incontro. Sappiamo perfettamente che la musica è uno straordinario strumento di medicina, e lo è con i bambini, lo è con persone che hanno difficoltà di varia natura, ma lo è per tutti. E dunque la banda è una sorta di luogo che accoglie gli altri e che è capace poi di far sentire ognuno importante, perché ognuno può portare quello che possiede e soprattutto quello che tu possiedi non rimane da te, lo condividi con l'altro. Ma come dicevo prima, è una grande famiglia nel vero senso della parola, perché all'interno della banda sono vere e proprie famiglie, sono genitori e tutti i figli che suonano all'interno della banda. Sono orgoglioso di far parte della banda perché ci sono voluti proprio 11 anni per crearmi, per riuscire a imparare a suonare, diciamo tra virgolette, bene questo strumento. E sì, mi rendo orgoglioso quando la gente applaude, quando passiamo e niente, sì, mi fa felice. Accogliamo bambini dai 4 anni sino agli adulti di 99 o perché no anche più. E quando si sta tutti insieme è una cosa meravigliosa. Innanzitutto ci si dà tutti del tu, ma perché è importante questo? Perché non c'è la differenza del grande e del piccolo. Il piccolo impara dal grande e l'adulto viene un po' ringiovanito, viene rinvigorito e si riempie di energia dall'esuberanza anche dei giovani e si sta tutti insieme senza davvero differenze. E secondo me è l'unica situazione dove questo si avverte. Non si può avvertire chiaramente in un'associazione sportiva perché comunque più si va in là con l'età l'atleta è meno pronto e lì i giovani avanzano, quindi a me piace molto questo e sono contento che comunque la mia famiglia faccia parte di questa bella realtà. Beh, la banda è capace di farci sentire meno soli, perché proprio suoniamo con gli altri. Nel momento in cui condividiamo anche solamente un suono uno con gli altri,
ci sentiamo partecipi di un qualcosa che appartiene a tutti. Non è necessario essere dei musicisti straordinari, non è necessario essere il trombettista più bravo del mondo, quello che fa tutte le note giuste. È importante piuttosto sapere che ognuno porta quello che ha. Ciao, mi chiamo Laura, ho 13 anni, li ho compiuti a maggio e vengo da Nurri. Sono il clarinetto da quando ho più o meno 9-10 anni e la passione per il clarinetto ce l'ho da un paio di anni perché prima volevo suonare il sassofono, ma mi hanno dato il clarinetto perché avendo le mani troppo piccole non riuscivo a suonarlo, solo che adesso però mi è rimasta la passione per il clarinetto. In futuro vorrei fare la veterinaria perché mi piacciono un sacco di animali, infatti vorrei studiare a Sassari e spero anche di continuare a suonare il clarinetto. Penso che sia un gruppo sano, soprattutto perché lì vengono meno quelle cose che ormai a tempo d'oggi effettivamente diventano aspetti negativi. Sì, invece qua gli aspetti negativi non ci sono. Sai fare qualcosa in più e inoltre fai vedere alla gente di cosa sei capace, delle cose che si possono fare solo con uno strumento d'ottone. Capita anche di suonare assieme, che ne so, di chiedere pareri l'uno con l'altro e quindi proviamo il pezzo che dobbiamo suonare assieme, però diciamo che grandi difficoltà non ce ne sono. Per noi la banda è un punto grande di riferimento. Siamo una grande famiglia. Una delle sorprese che ha favorito sicuramente la socialità è l'arrivo del pullman che ci è stato gentilmente donato da una ditta di trasporti. Questo ha fatto sì che tutti gli spostamenti avvengano col gruppo intero, mentre prima erano frazionati nelle diverse auto e perciò il momento del viaggio, dell'andata e del ritorno era un po' dispersivo. Invece in questo modo ci si ritrova uniti a raccontare ciò che è avvenuto durante la serata, magari a raccontare qualche episodio un po' simpatico, cantare, socializzare tutti quanti assieme. Giro, giro banda, in paese c'è la banda. Giro, giro banda, musica mi dice che il cuore è più felice. Sono Sandro e sono iscritto nella banda dal 76. Faccio l'autista della banda. Quando stiamo viaggiando ci sono i ragazzi specialmente che ci fanno i cori, che ci prendono un po' in giro, capita a noi anzianotti che siamo i più grandetti e ci prendono sempre in giro questi ragazzini. E si è creata una maggiore aggregazione, è stata una spinta incredibile per la nostra associazione, questa dell'autobus. Naturalmente la gestione di un autobus non è semplice, è molto dispendiosa. Noi abbiamo la fortuna di avere i meccanici, di avere gli autisti. Anch'io a 50 anni ho dovuto prendere la patente appunto per poter guidare quest'autobus. Siamo tutti lavoratori, io sono impiegato, ci sono allevatori, ci sono serventisti, ci sono altri impiegati, insomma ognuno ha un suo lavoro vero e proprio e la banda è un hobby. Nonostante i bambini e nonostante il lavoro continuo questo percorso, più che altro non sono una grande musicista, però mi piace stare insieme, stare in compagnia e come dicevamo con Francesca la banda è una bella realtà.
Allora, io sono Fausto, sono un abitante del paese di Berchidda, vivo qui praticamente da sempre. Siamo nella mia azienda, l'azienda storica di famiglia. Io sono uno dei tanti che ha scelto di rimanere qua in paese, di continuare a vivere in questo territorio, di continuare a credere in questo territorio. È una delle cose più importanti, insomma, che ha creato e che ha consentito di anche un'evoluzione personale di molti ragazzi come me è stata la musica. Sono Stefania Brianda, sono di Berchidda, vivo qui, ho 36 anni. Insieme a mio marito abbiamo messo su un'azienda vitivinicola, siamo produttori di vino, era un progetto a cui lui teneva molto e siamo riusciti a realizzarlo. E un po' mi fa pensare al fatto che così la musica, che deve essere portata avanti con sicuramente passione, noi non siamo dei professionisti a livello bandistico, però lo facciamo con tanta passione, ovviamente nel nostro piccolo, senza troppe pretese, lo facciamo per divertirci, lo facciamo per scherzare tutti insieme e per trasmetterci queste emozioni. E speriamo di tramandare questa passione ai nostri figli. E spesso i nostri figli li portiamo anche in sala di musica. Durante le prove. Durante le esatto. prove. Ci fanno fare ben poco, però cerchiamo di coinvolgerli, dai. Le bande sono una spugna, una realtà spugnosa che prende da tutto quello che accade, da tutto quello che accade intorno e che viene poi rivisto, riarrangiato per le bande. Se prima le bande erano anche uno straordinario strumento di un grande veicolo musicale, perché pochi, soprattutto nei paesi, sapevano chi era Bellini, chi era Puccini, chi era Donizetti o chi era Giuseppe Verdi, o meglio, sapevano chi erano, ma magari non avevano mai sentito nello specifico qualcosa di speciale. Le bande diventavano, come dire, uno strumento straordinario per far scoprire la musica, soprattutto alle persone che non avevano possibilità. Certo, la musica si sentiva alla radio, io a casa non avevo nulla per ascoltare la musica, sentivamo la musica alla radio e poi alla televisione quando abbiamo potuto comprarla, ma le bande erano i jukebox ante litteram di un tempo. Questo saxo basso pesa 11 kg. Quando va a suonare lo porto addosso, però è un'allegria, perché mi piace la musica e mi piace il suono che c'hanno. Io sono analfabeto e ho fatto tutto da solo. Dopo ha detto il maestro, quando sono andato laggiù a prendere lo strumento, no, non è così, ti scarta subito, non deve dare i colpi. Deve essere armonio, dolce. E allora mi sono imparato pure a suonare un po' dolce. E questo strumento lo vuole tutti lo vogliono. Ma io non me lo vendo, assolutamente. Questo è 40 anni che lo suono io. 40 anni che ce l'ho io e non l'ho lasciato mai. E non lo do a nessuno. Io sono Lara, sono di Tossicia, suono con la banda da ormai 28 anni, avevo 9 anni quando ho iniziato ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Ti forma, ti fa crescere personalmente, musicalmente, è un'esperienza da vivere perché se non la vivi non è facile da raccontare.
funzione della banda è quella di sottolineare momenti importanti di una comunità. La funzione di una marching band è quella di girare per le strade per portare quella idea di vitalità, diciamo, di gioia. Quindi questo racconta ancora bene cos'è la musica, quale significato può avere la musica anche dal punto di vista proprio della sua funzione collettiva. Quindi la banda di Berchida nello specifico, ma questo accade anche in molti altri centri dell'Italia, poi fa nascere dei satelliti. Come tutti sappiamo, nel 2009 c'è stato un forte sisma e con questo sisma ha dato un notevole colpo di grazia alla banda, nel senso che parecchie persone sono andate via, in quanto con le abitazioni che non erano più agibili sono stati trasferiti a Roseto, verso il mare. E siamo stati qui, il terremoto faceva, non potevo scappare. Ci sta 4 metri di neve, dove vai? Noi stiamo come le talpe, qui dentro, ci sta anche i miei nipoti, però non ho lasciato mai di suonare, suonavo anche sotto la neve. Le persone che vogliono suonare, a prescindere dalla preparazione, vogliono sempre dare il meglio delle proprie possibilità. Quindi anche se non si è preparati a livello di conservatorio, però se uno si impegna, il livello musicale della banda può comunque sempre salire. La banda è vita, certamente vita, perché offre opportunità che altrimenti alcuni non troverebbero, non scoprirebbero, non penserebbero che ci siano. Condividendo la musica con gli altri si capisce meglio se stessi. Alcune persone pensano di non avere niente da dire, niente da dare, e attraverso la banda scoprono che invece ciò è possibile. Magari aprono anche delle porte che mai immaginerebbero. E attraverso queste capita anche che uno vada poi al conservatorio e decida di fare della musica la propria vita. Credo che questo sia molto molto importante. Non sempre accade, non è fondamentale, però credo che sia una opportunità straordinaria, soprattutto in questo momento storico. Alla banda mi sono approcciata a 12 anni, grazie a delle conoscenze che insomma tuttora restano salde, e grazie proprio a queste conoscenze ho potuto intraprendere il percorso bandistico, che è un bellissimo percorso che consiglio ovviamente a tutti. Io mi chiamo D'Annunzio Gianfranco, ho 82 anni e ho iniziato a suonare a 12 anni. Fino all'età di 18 anni suonavo con le bandicine del paese. Ho iniziato il mio percorso musicale alla scuola media di indirizzo musicale, in cui ho iniziato lo studio del flauto traverso. Ho deciso poi di iscrivermi al conservatorio per continuare lo studio del flauto e ho raggiunto insomma il diploma nel 2017, mi sono diplomata in flauto traverso. Mio padre suonava il corno con la banda e quindi naturalmente, essendo figlio di un suonatore, mi ha portato diciamo alla passione dello strumento. Ho cominciato con uno strumentino più piccolino, era il piccolo mi bemolle, perché le dita non mi ci arrivava sullo strumento. E poi pian piano, naturalmente, crescendo, ho preso il clarinetto. Io quando vedi ho 82 anni e quindi a volte vado a suonare, mi chiamano, non ce la faccio, le stanchezze, l'età comporta anche dei rischi. Però io corro lo stesso, vado sempre a suonare. Dal 52 ho cominciato a suonare, sono andato alla scuola e ho cominciato questo strumento. In principio ho fatto le dameggiane, soffiavano dal vetro. E così come soffio questo, allora ho continuato il lavoro.
La musica è vita. Io adesso ho 90 anni. Certamente non posso né camminare e posso fare quelle, però sono sempre presente fino a oggi. Tutti gli amici, dove vado, pure a 30 chilometri. Ciao maestro, ciao maestro, ciao maestro. La banda era il primo luogo sociale attraverso il quale si costruiva una vita, si dialogava con l'altro, si stava a sentire, si apprendeva, c'era una forma anche di rispetto nei confronti delle persone più grandi, nei confronti degli anziani, che però a loro volta erano estremamente protettivi nei confronti dei ragazzini. La figura del capobanda è soprattutto conoscere tutti quelli che ha di fronte, perché ognuno ha il suo carattere e il capobanda lo sa, quindi bisogna trattare con ognuno di loro in un certo modo. Da questo punto di vista credo che la banda sia un psicologo e un psichiatra straordinario che senza troppe parole, ma soprattutto con l'idioma dei suoni, perché poi la banda è un vocabolario ricchissimo, possono parlare a cuore aperto senza dover necessariamente mettere le parole una dietro l'altra, e quindi questo è molto importante ed è soprattutto sempre di più, ahimè, necessario in questo momento. Dà la possibilità di far uscire le emozioni anche dei ragazzi, dei bambini, insomma dai più piccoli ai più grandi, quindi l'educazione musicale è veramente una formazione emotiva, un po' a tutto tondo, emotiva, culturale, storica, sociale, perché i ragazzi si trovano anche a creare insieme la musica, e quindi questo trovo che sia un elemento bellissimo della musica, che unisce e dà la possibilità ad ognuno di esprimere anche le proprie emozioni. Penso che la musica tocchi l'animo e quindi possa anche curare un animo ferito. Per me è la cosa più bella che ci può stare, la musica. La musica è una cosa che rallegra l'anima, tutto quanto, la persona, e fa sentire sempre bene, Una ragazza un giorno mi ha detto: grazie alla musica, grazie all'orchestra, che è un elemento bellissimo della musica d'insieme, sono riuscita a tirare fuori le emozioni, mi sono sbloccata, sono riuscita finalmente a suonare per me e per gli altri, e questo trovo che sia la parte più bella. Non è tanto importante suonare bene lo strumento, ma è importante farlo, perché la musica serve quando serve, e la bellezza della stessa non è sempre necessariamente nascosta nella bellezza tout court. C'è una bellezza alcune volte più importante, che mettere al servizio quello che hai verso un qualcosa che in quel momento è necessario. Apre la testa, apre. Non che devono seguire la professione proprio di musicista, quindi aspirare a fare l'orchestrale, il direttore d'orchestra, ma soltanto suonare per una cosa proprio sua, capito? Che comunque allena il cervello a fare anche più movimenti contemporaneamente, oltre che ovviamente a metterti insieme a altra gente, perché no si sta troppo al telefono, i bambini si isolano troppo, mentre se stanno insieme si divertono, secondo me si divertono. La possibilità di imparare uno strumento in un ambiente che non mette molta pressione, come può essere il conservatorio o anche le lezioni private,
e in maniera molto molto pratica anche a molto basso costo, perché la scuola di banda è praticamente quasi gratis e quindi ecco, è una questione di cultura personale. E poi perché la banda per me è un ambiente sempre molto molto divertente, e quindi appunto anche sempre su quello dico facciamo qualcosa di bello insieme, che sia per gli altri che per noi, e ci divertiamo sicuramente un sacco. È un momento della vita in cui ci si sta insieme, si suona, diciamo è un momento della vita bello in cui si fa ciò che si ama, ovvero ad esempio si suona quello che gli si piace. Poi ovviamente si possono cambiare sempre abitudini. Mo ti faccio il cappello. Allora, mo faccio una sonata io. Me lo ricordo, non lo so. Gesù mio, che pazienza. Il camafro è una figura leggendaria nelle bande abruzzesi. Quasi tutte le bande ce n'hanno una. Banalmente è il figurante, quello che quando magari in un luogo ti chiedono 20 bandisti e tu quel giorno ce n'hai 18-19, trovi qualcuno che può fare finta, cioè magari stanno due con la tromba, in mezzo metti lui con un'altra tromba che magari la banda c'ha, e quello deve soltanto far finta di suonare, gonfiare le labbra a tempo con gli altri possibilmente, ecco. E da lì poi è nato tutto, comunque è stata come una grande famiglia di cui il 90% eravamo bambini, fondamentalmente, adolescenti, non bambini, adolescenti. Ci siamo innamorati nella banda, abbiamo portato avanti 2 diverse esperienze di vita. Io sono rimasta sulla base della banda come paesino, mentre lui ha studiato conservatorio, si è diplomato e fa parte della Mo' Better Band, questo gruppo musicale. E io sono rimasta comunque nella banda. Lo faccio non come lavoro, ma come hobby, come passione e soprattutto come amore. E spero che in un futuro lo faranno anche i miei figli. Ovviamente tutti i componenti della Mo' Better Band sono tutti nati in banda, perché comunque il fatto di suonare, anche fare le coreografie, quindi suonare in movimento, solo la banda lo dà. Abbiamo provato alcune persone che non sono venute dalla banda, ma magari sono uscite direttamente dal conservatorio e hanno fatto fatica ad avere anche quella fluidità nei movimenti, sia nel camminare che anche nel suonare, perché comunque solo la banda riesce a farti allenare il cervello nel splittare il movimento con la coordinazione che si ha con le labbra, con le dita e tutto quanto. Le marching band, le street band di New Orleans erano delle bande che avevano uno swing smisurato. Le bande nostre hanno meno swing perché al contrario servono per segnare il passo. C'è una idea, per esempio la risposta dei Janis, un pa, un pa, un pa, 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 pa. Io sono Fabrizio e sono l'orgoglioso fondatore della Mo' Better Band. Sono Angelo, per gli amici Antonio, sono il trombonista della Mo' Better Band. Sono Francesco, sono un trombonista e vengo da Montepagano, che è un piccolo borgo in provincia di Teramo che ha una tradizione bandistica molto importante. Sono Giulio, sono un trombettista della Mo' Better Band e suono la tromba da quando sono piccolissimo. Vengo da una famiglia di musicisti e di insegnanti di musica. Anch'io faccio l'insegnante di musica.
Io mi chiamo Luigi, suono in questa formazione il sassofono tenore e suono anche il clarinetto in altre formazioni. Allora, io sono Simone e insieme a Michele e Andrea componiamo la sezione percussioni della Mobetter Band. Mi chiamo Luca, ho iniziato a suonare il sax che ero molto piccolo, avevo 8 anni, avevo all'incirca, quindi sono passati quasi 30 anni. Noi ci liberiamo, questo è il nostro momento di sfogo, l'ora e mezza di spettacolo che facciamo è una botta in faccia. E la gente si gira, se sta facendo altro ci raggiunge, che tra l'altro è il bello della banda. Oggi si usa tanto la parola inclusione. Di certo, secondo me, la banda è un veicolo fantastico per l'inclusione. La musica generalmente è funk, ma in realtà è più l'esperienza di ognuno di noi riversata in musica. Il percorso con i ragazzi è stato fondamentale per la mia crescita, sia musicale sia personale. La Mobetter Band è più affine a generi musicali moderni, insomma facciamo funky, è musica autopensata, autoprodotta. Il consiglio che posso dare a tutti questi genitori che portano i ragazzi a far anche toccare lo strumento è: fateli suonare. Tanti bambini si fermano a guardare, magari a bocca aperta, guardano il trombone, il sassofono, la tromba, la tuba. Un pezzo di ferro che riesce a far veicolare un messaggio verso tutti, perché la musica, anche per chi non ha studiato musica, comunque porta emozioni, le vibrazioni portano emozioni, e quando si sta in teatro e si spengono le luci vedi gente che piange, la gente non piange per nulla, e se la gente piange è perché la musica è un veicolo e porta emozioni, ed è tutto stupendo, viva la musica! Facciamo così. Fai 1, 2, lo diciamo 1, 2, Giro banda. Credo che ci fosse più musica in questo momento storico, probabilmente ci sarebbe meno rumore. E quando intendo rumore intendo quello al quale stiamo assistendo ogni giorno, noi meno, ma in luoghi molto vicini. I conflitti che abbiamo vicini, lontani, sono soprattutto i boati, perché anche il rumore può essere musica, ma il boato no. Il boato è una cosa terribile che mette a repentaglio la vita, la libertà, la dignità del prossimo, e da questo punto di vista credo che la musica mai e poi mai sia capace di mettere a repentaglio soprattutto la dignità e la vita dell'altro. E basta un suono per fare questo, basta questo.
Parlo io in autonomia o... No,